Ecco, Don Carmelo, siamo qui nella stanza che allora, nella stessa giornata di oggi, ha ricevuto il Papa. Ecco, brevemente facciamola vedere così per non dimenticare e ricordare un momento bello per la Chiesa agrigentina e non solo. Sì, questa è la stanza dove all'interno del Palazzo Arcivescovile, dove ha pernottato Giovanni Paolo II nella sua visita alla nostra arcidiocesi l'8 e il 9 maggio del 1993. Ecco, questa stanza per certi versi è rimasta intatta, c'è una targa commemorativa dell'evento, c'è anche lo stemma del Papa, è quello che vedete esposto al muro. Questo stemma realizzato in legno era posto appunto come sfondo nella Valle dei Templi per la concelebrazione eucaristica, ma abbiamo anche qui la casola che ha indossato Giovanni Paolo II, il calice con il quale ha celebrato. Questa è un'icona con la reliquia di Giovanni Paolo II che ci è stata donata, e qui abbiamo il video commemorativo di quell'evento. In questo momento scorrono le immagini dell'incontro allo stadio, perché ricordiamolo, Giovanni Paolo II l'8 arriva in piazza Vittorio Emanuele, tiene il discorso alla città, il famoso discorso "Saluto te Agrigento", no? Poi l'8 sera pernotta appunto in questa stanza, il 9 mattina di buon'ora si reca allo stadio Esseneto, dove ad attenderlo c'erano 18.000 giovani che avevano vegliato tutta la notte. Dallo stadio lasciato lo stadio Esseneto, fa prima tappa al Viale della Vittoria incontrando gli ammalati dell'ospedale psichiatrico, e poi sale in cattedrale per incontrare appunto, ecco, queste sono le immagini, per incontrare la chiesa ministeriale in cattedrale, incorona anche la Vergine, la Madonna delle Grazie di Montevago, e al termine, ecco, dell'incontro in cattedrale recita l'Angelus dal balcone del seminario arcivescovile, e nel pomeriggio c'è il passaggio prima di arrivare per la concelebrazione eucaristica, c'è l'incontro con il mondo imprenditoriale al Palacongressi di Agrigento, e al termine appunto la celebrazione eucaristica che è passata alla storia. Ecco, vediamo in questo momento le immagini dell'incontro con i genitori di Rosario Angelo Livatino. Questi sono gli incontri, ecco, con le suore di clausura che per quell'occasione il vescovo fece incontrare con il Santo Padre. Questo è appunto il Regina Coeli dal balcone del seminario. Vedete anche quanta gente c'era ai piedi della cattedrale di Agrigento. Ecco, per finire, il momento clou fu quello di Piano San Gregorio, dove lui lanciò l'anatema contro la mafia che poi si diffuse in tutto il mondo. Sì, il grido del cuore, come ebbe a definirlo lo stesso Giovanni Paolo II quando ricevette in Vaticano l'arcidiocesi di Agrigento, che ricambiava la visita appunto ad Agrigento. Quel grido sgorgatomi dal cuore, ebbe a dire appunto ai fedeli della diocesi di Agrigento. Quindi quelle mafiosi convertiti, una perorazione, ecco, del popolo siciliano, che appunto al termine della concelebrazione eucaristica esplode appunto con la forza di quelle parole che ormai sono passate alla storia e segnano appunto una tappa fondamentale, ecco, per quanto riguarda il discorso della Chiesa nei confronti della mafia.